Friuli in Gol. Tutto il calcio in Friuli Venezia Giulia, raccontato da Franco Poiana e i suoi ospiti. Friuli in Gol, la regione tal ballon. In collaborazione con Friuli Antincendi, servizio di assistenza puntuale ed aggiornato per il pubblico e il privato. Buon pomeriggio, l'edizione flash del sabato di Friuli in Gol, ben ritrovati da Franco Poiana. Iniziamo con la Gradese, campionato di seconda categoria. Cristian Perosa, Gradese Dog, guiderà la prima squadra nella prossima stagione dopo qualche tentennamento legato agli impegni lavorativi da far conciliare con quelli di allenatore. Il tecnico ha rotto gli indugi, permettendo alla società biancorossa di guardare con ulteriore fiducia ai prossimi passi da compiere, indispensabili per dare concretezza a un'annata che vuole essere di riscatto dopo la retrocessione in seconda. I primi rinforzi sul fronte dei calciatori rispondono ai nomi di Francesco Lauto, attaccante che ha salutato il Pieris, e Pier Francesco Visentin, centrale difensivo classe 92 proveniente dal Fiumicello. Dalla Gradese, seconda categoria, al Sistiana Seslan Eccellenza sfuma il signor sì al 99,9%. Arriva Spetic, l'inossidabile e carismatico Luca giocherà nella prossima stagione con i Delfini giallo-blu. Il Sistiana Seslan corteggia un attaccante che sembra ricambiare. Naturalmente uscirà sulla ruota del calciomercato l'improbabile 0,1%. I Delfini tuttavia possono sorridere perché arriva il sì al 100% invece di un grande calciatore e di un grande uomo come lo è Luca Spetic, centravanti ma capace di disimpegnarsi in ogni zona del campo, il quale Spetic ha salutato un Chiarlin Smuzzane che lo avrà sempre nel cuore. Si tuffa ad affrontare una nuova sfida, quella in giallo-blu. Friuli in Gol. Le notizie del calciomercato. Le notizie del calciomercato in questo sabato di luglio: promozione doppio colpo maranese, firmano Paravano e Boemo. L'attaccante e il difensore vanno a rinforzare la rosa bianco-blu per la prossima stagione. Doppio colpo per la maranese che annuncia l'acquisto del bomber Tommaso Paravano, ex Fraulis, Gonars e Cervignano, e il difensore scuola udinese Nicolas Boemo che ha avuto esperienze nell'ISM e nel Rive Fleibano. I due ragazzi rappresentano sicuramente un salto di qualità e vanno ad aggiungersi al gruppo già forte della squadra bianco-blu. Arrivano le imbeccate del calciomercato al 335 67 918 67. Morandini vicino al San Daniele, Narduzzi al centro sedia, Ilomanto a Lavariano con Rosero, Miano possibile destinazione Serenissima Pradamano. Queste e altre notizie le potete trovare su friuligol.it. Ricordiamo c'è anche l'applicazione Italia Gol aggiornatissima con Friuli in Gol. Per il momento ci fermiamo qui, vi auguriamo buon proseguimento di serata, vi lasciamo alla musica del battito italiano sulle frequenze e sui canali di Radio Gioconda. A risentirci, buon sabato a tutti. Hai ascoltato Friuli in Gol, la regione dal ballon. Friuli in Gol, tutto il calcio in Friuli Venezia Giulia.